Finalmente ho trovato un posto come cameriere in un ristorante di Milano. A quest'ora la mia Rosina sarà contenta. Entrate, signori e signore, ciccia, pasticcia, bontà e capriccio. Accomodatevi. Buonasera. Sabenariga, Capanza e Camudega. Excuse me, è questo ristorante Riviera? Rivera, unica scanterra. Noi abbiamo Anastasi, Petruducco. Ma no, io dicevo ristorante Riviera. Ah, ristorante, prego, si accomodi. Lei è straniera, vero? Yes, inglese. Inglese? A me mi piacciono gli inglesi. Londra, Liverpool, oblada, piscistoc e baccalà. Simpatico, veramente simpatico. La signora sì che se ne intende. Chiede stocchi 84. Buon gustaia. Tu parlare inglese? Yes, io parlavo inglese come una vacca svizzera. Ah, allora tu cantare inglese. Yes, stringiti in denatiche, amore mio, stringiti in denatiche. Ma tu essere scherzoso, essere un grande matto, un mattone. E lei una mattonella. Ma dimmi, cosa essere specialità tuo ristorante? Spaghetti alla carbonara e polpette alla lupara. Oh, no, preferisco ceci e fagioli. Non glielo consiglio. Ceci e fagioli sono traditori per natura. Gli fanno una bella faccia davanti e la tradiscono di dietro. Ah, allora mi porta 2 uova in camicia. Mi dispiace, le posso dare 2 uova in mutande. Ah, ma impossibile, ma insomma porta una bistecca e non se ne parla più. Vado, l'ammazzo e torno. Questi italiani essere veramente divertentissimi. Ecco la bistecca, tonda e quadrata. Questa bistecca è troppo dura, durissima. Dura. Questa bistecca essere dura, ma perché? Ma perché tu piangi? Piango per intenerire la bistecca. Oh, ma tu essere veramente sentimentale e romantico. Permetti che mi presento? Signora Pompon. Signora Popò. Piacere. Piacere, Ciccio Pasticcio. Ma come? Piacere? E mi baci? E se non la baciavo, che piacere ci sentivo! Venica, Lazzaruno, un piacere di ciumato sempre io, a coppa di legno, svergognate e taridure, te! Rosina, e qui c'è puttauca, sogno consumato, Rosina. Ti rompa a 1000 pezzi, e tu ne vengi e Domolino, faccia tosta! Rosina, lascia che ti spiego. The boys are very interesting. Come with me in Inghilterra. Stai sentendo, Rosina? Mi vuole buttare in Inghilterra, ma io voglio bene solo a te. Yes, I want the boy. Won't come with me in Inghilterra. E ancora ci insisti, svergognata! Si voleva buttare un mezzito in Inghilterra, ma io ti pinno tutta para, donna festifera! Sì, donna frigorifera! Donna messelina! Donna di mezzalina! Ah, si peggio da moglie di ricottavo! Vero, si peggio da moglie di ricottaro! Rosina, ma quando imparavo queste parole così difficili? Vabbè, Ciccio, tu scudaste che arrivai a terza elementare? Ah, sì, intelligente. Ma cosa succede? Io non capire. Lei non capisce? Male, malissimo. Lingua italo-siciliana la carcarara. What? Cosa? Rosina, essere troppo gelosa. Chi da scippare capite a tia. Pagione! Ma allora, che succede qua dentro? Come siamo camminati? Chissà, se volevamo buttare un mezzito! Ma come? Mi avete fracassato il locale? Mi avete rotto piedi, bicchieri? Ma signor padrone, ma che colpa ne ho io? Stia zitto lei, facci il serve.
Io servo, lei non serve proprio. Padrone, questi mi ha aver gridato, mi ha aver minacciato. Io faccio denunzie e faccio chiudere il tuo locale. Avete sentito? Io sono rovinete, io vi licenzio, io vi sbatto fuori, andate via, andate. Rosina, amonine. Ciccio, io vorrei che abbiamo fuori al posto, come facciamo? Rosina, non ti preoccupare, io ho grandi idee formidabili. Ce ne andiamo in questura e ci facciamo rimpatriare. Permesso, signora guardia notturna? Prego, commissario. Mi deve scusare, siccome è di notte mi pareva una guardia notturna. Prego, commissario, lo so. Allora, se lei lo sa, ci faccia parlare e non se ne parla più. Ma no, io sono il commissario, lo so. Ah, lei lo sa, io lo so, Rosino sa, a caso sanno tutte e tante grazie. Ma come ve lo devo dire che io mi chiamo il commissario, lo so? Allora mi scusi, signor brigadiere. Ma che brigadiere d'Egitto! Mi state facendo perdere la pazienza. E per l'ultima volta le ripeto che sono commissario e quindi mi esponga ai fatti. I fatti? Fino a quando non ne fa parare sono vette! Gli altro che fatti? Ma mi state facendo impazzire! Signora, lei è più ragionevole. Signorina, prego, futura sposa di Ciccio Pasticcio. Allora, signorina, mi faccia questo piacere. Si sbottoni lei. Ciccio, vuole che mi sbuttonare? Ma che si siamo unita? E lei come si permette a fare queste proposte? E che sbattiva testa in muro? Ma no, io dicevo di sbottonarsi, come per dire sputilosso, signorina. Rosina, e che ti mangia l'ossa moccione di mia? Ora sputolo, ne si farà l'osso? Ma quale osso, Ciccio? Che sogno cane? Ma mi state facendo uscire fuori dai gangheri? Ma andiamo con calma. Mi rivolgo a lei, signor Ciccio. Cosa accusa? 3 asse e le napoletane a coppe. Ma insomma, che gioco giochiamo? A 3-7. Rosina, picchi i gatti, col signor commissario Mario Caro. Ma insomma, basta! Basta! Io vi faccio... Urra! rimpatriare vi faccio! Questo volevamo, signor commissario, che lei ne faceva tornare nella nostra bella Sicilia. Grazie, commissario. Lei è un bacio, una macchina, un fratello e una sorella. C'è figli e la suocera a carico. Insomma, lei è una famiglia numerosa. Ora, quando ne andiamo nella nostra Sicilia, vai a mangiare banane